Sul Green Pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Tra le prese di posizione più forti contro il provvedimento c'è quella assunta a livello nazionale dalla CISL Scuola, non tanto per la scelta in sé, ha chiarito la segretaria Maddalena Gissi, ma perché le misure previste per chi non ha il Green Pass, sospensione senza stipendio a decorrere dal quinto giorno, sono definite da giustizia sommaria. Anche da Venezia la segretaria generale della FLC CGIL Giuseppina Signoretto pone dei distinguo. Per noi la risoluzione dei problemi della scuola in questo momento non è il Green Pass, ma è l'aumento dell'organico e la diminuzione degli alunni per le classi, bisogna affrontare l'edilizia scolastica, bisogna affrontare il discorso dei mezzi pubblici. Non è il Green Pass che può risolvere il ritorno a scuola in presenza e risolvere tutti i problemi. L'invito di Signoretto è comunque di vaccinarsi, lo stesso della direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, secondo la quale peraltro l'adesione al vaccino da parte del personale scolastico in Veneto era stata tale da non rendere necessaria l'obbligatorietà. Ovviamente la decisione è stata presa sul livello nazionale considerando la situazione nazionale, soprattutto in alcune regioni. E peraltro diciamolo pure che l'applicazione delle eventuali misure, diciamo così, nei confronti di chi non ha il Green Pass sono misure abbastanza pesantine che dovranno essere adottate poi dalle scuole, quindi è meglio trovarsi in un contesto in cui la maggioranza, la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola è vaccinato.